Una riunione per annunciare il programma elettorale con i candidati del Partito Democratico. Continuiamo il nostro percorso di coerenza per la politica del territorio. La Sicilia prima di tutto. Avevamo già detto come il centrodestra punta soltanto alla macro regione del nord. Noi abbiamo interesse alla macro regione del sud, alle politiche per il sud e alle politiche per il mezzogiorno. Per questo ho voluto oggi coinvolgere i miei amici ed invitarli coerentemente con il progetto prima di Grande Sud, poi di Sicilia Futura, di un grande partito come il Partito Democratico che possa dare attenzione alle emergenze della nostra Sicilia. Al via questa campagna elettorale, una campagna elettorale sicuramente difficile dai tanti toni scottanti. Ma sicuramente non è semplice, perché i nostri avversari politici noi li reputiamo un pericolo per la democrazia e per il Paese, soprattutto Salvini e i 5 Stelle e soprattutto al sud sono per noi elemento di preoccupazione. Salvini è lo stesso che cantava contro i meridionali e non è cambiato, è l'idea della Lega, che è un'idea di chi considera il Mezzogiorno come un problema e non come una risorsa, continua a essere per noi un pericolo e quindi ci candidiamo ad essere un'alternativa a quel modo di governare il Paese. Daniela Cardinale, candidata al proporzionale, prevede anche la provincia di Agrigento, ecco, le priorità della sua candidatura, lei va verso una riconferma? Sì, io sarò candidata anche nella circoscrizione che comprende la provincia di Agrigento. È chiaro che durante questa campagna elettorale dobbiamo spiegare soprattutto agli elettori quello che il Partito Democratico ha fatto in questi anni, che sono fatti concreti, e il programma che intende, le proposte del programma che ha presentato, che sono tutte proposte concrete e realizzabili, che hanno come punti principali il lavoro, l'occupazione e cose molto importanti soprattutto al sud e nelle nostre zone. Per il resto io mi impegnerò per il territorio, sarò sempre presente, disponibile per tutti i cittadini di Agrigento e anche della provincia di tutto l'Agrigentino. Lei ricerca il consenso nuovamente? Sì, lo ricerco, penso di aver lavorato bene per questo territorio, portando avanti le istanze dei cittadini agrigentini e spero di essere premiata per questo lavoro che ho fatto. Avvocato Giuseppe Sodano, candidato, le ragioni di questa sua candidatura in questa campagna elettorale sicuramente difficile. Le ragioni vanno, da una parte politica, perché c'è stata una proposta, a una parte personale. La proposta è stata sulla mia persona e all'interno di una coalizione nei cui valori io mi sono riconosciuto. Dall'altro c'è stata la parte personale, che è stata dettata intanto da una passione mutuata e poi anche dalla convinzione di poter dire la mia e dare il mio apporto alla vita democratica di questo Paese e soprattutto di Agrigento e della mia terra.